I maggiori costi di 25.000 euro che sono stati stanziati per proventi, cioè per costi dovuti alla zona di sosta regolamentati, è intervento di costi dati da diverse previsioni o perché sono state allagate queste zone regolamentate a partire. Poi, seconda domanda, sono stati stanziati 46.000 euro per la scuola di San Giorgio e il mercato ittico, per il nuovo mercato ittico. Di quanto è ripartita questa cifra di 46.000 euro e quanto è la quota totale per l'intervento a San Giorgio di Vivenza e quanto è l'intervento della finanziaria totale sul mercato. Poi a cosa si riferiscono l'intervento di 19.900 euro per lavori di direzione interna di progettazione. Poi ci sono 115.000 euro di fondi in dotazione ai servizi sociali, che credo non siano fondi sottratti ai servizi nei confronti dei cittadini, ma siano finanziamenti ottenuti da altri capitoli e quindi questi vengono scontati da un precedente. Poi la ricollocazione dei 350.000 euro per il riversamento dell'azionale sociale TARI, la norma che è costituito questo tipo di ricollocazione. Poi per quello che riguarda lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca come il contributo regionale, questo conosco l'intervento e anche le risorse che sono arrivate. Mi interessano le altre 5 poste che intervengono quindi non so che ripetere quante volte i maggiori costi della sosta di non sono state aumentate a partire. Allora, ovviamente come ben sa, la variazione di bilancio è una proposta ovviamente che viene fatta dai dirigenti degli uffici e quindi diciamo gran parte ovviamente di queste somme sono dovute principalmente quindi questi cambi proprio perché siamo entrati in fase di sperimentazione. C'è stato ovviamente, noi siamo agli inizi e anzi ringrazio ufficialmente gli uffici per il lavoro che hanno fatto, perché ovviamente il cambio è stato abbastanza drastico perché sono cambiati quasi tutti i codici e i capitoli, hanno messo ovviamente in questa situazione ha messo un po' di difficoltà gli uffici, quindi si è dovuto ricorrere a una seconda variazione proprio per questo motivo. Ovviamente diciamo, per quanto riguarda la specificità tecnica del motivo per cui alcuni fondi sono stati spostati da una parte all'altra, per parte come dicevo è perché è proprio cambiato il capitolo e quindi sono stati diciamo, messi in positivo da una parte e in negativo dall'altra. Probabilmente per le cose un po' più specifiche sarebbe meglio che il dirigente diciamo, di riferimento che conosce approfonditamente il motivo per cui ha chiesto la variazione del bilancio magari rispondesse a queste domande. Quindi io credo non so se probabilmente l'ingegnere Mazzanini, non so se c'è. No. Prego, capitolo teso. O no, ma più che altro non so se serve un atto di urgenza, ma chiedevo le risposte, assessore mi scusi che avevamo le domande formulate, non sono tecniche, perché noi non entriamo in merito
giustamente lei ha detto la difficoltà, e questo apprezziamo anche noi, sia da parte, cioè apprezziamo sia il lavoro fatto dai tecnici e anche da parte sua sul cambio dei capitoli, purtroppo credo sia stato... Il lavoro è stato fatto sì, e questo... Esatto. Scusate, non ignorate che altrimenti dopo non si fa una volta cortesemente. Deve riprendere l'assessore perché stavo parlando. Sì, Comunque, credo che le domande siano di pertinenza dell'assessore, credo, perché sono state fatte delle domande specifiche, perché ci aspettavamo la risposta dall'assessore, perché altrimenti vale il principio di quella volta famosa, che non mi ricordo se era il capogruppo Borini oppure Zanon, che avevano fatto un'interpellanza su eliminare gli assessori e mettere solo i dirigenti, perché vedo che ogni volta, comunque, se vuole che intervengano i tecnici, attendiamo tutti i tecnici a disposizione in modo per avere, perché credo che serviamo anche il sociale, perché poi ci saranno domande anche sul sociale. Grazie. Prego se il dirigente è quello che vuole intervenire. No, Lazzarini? Ok, prego. Ripeto, cioè, ci sono 25.000 euro di maggiori costi per le zone regolamentate a partito. Sono soldi dovuti a valutazioni che in corso sono stati precisati, o c'è una maggiore sono stati fatti degli ampliamenti sulle soste, sui paghetti e sui spazi a pagamento? Prego, dirigente. Sì, buonasera. Allora, i 25.000 euro sono dovuti per la realizzazione dei partiti blu vicino alla zona mercato settimanale dietro la stazione da tipo, quello sono i 25.000 euro. E di 46.000 euro sono dovuti 21.000 euro per 21.000 euro per integrare quella spesa per il mercato ittico, perché noi abbiamo un costo di 167.000 euro per le celle frigo per i fabbricatori di ghiaccio. In questi 167.000 euro, 136.000 euro sono del contributo regionale e quindi l'amministrazione ha dovuto mettere 31.000 euro con oneri. Altri 14.000 e 15.000 euro che sono dovuti alla scuola materna di San Giorgio, perché noi a bilancio avevamo messo 115.000 euro per la realizzazione dei lavori. Erano finanziati tutti con la linea azionari, però non abbiamo incassato 115.000 euro dalla vendita, ma abbiamo incassato a seguito di gara pubblica 100.000 euro 50, quindi 14.950, cioè 15.000 euro li abbiamo individuato con oneri. Direzione e progettazione lavori interni. Poi ci sono 19.900 la terza domanda, progettazione e direzione interna di lavori. Sì, quelli sono dovuti per integrare la presentazione sempre del mercato ittico. Poi c'era lo storno di 115.000 euro al sociale, che probabilmente sono stati finanziati con altri soldi, cioè qui sembrerebbe che togliamo i servizi sociali per 115.000 euro, questo non potrebbe essere. Quindi questi 15.000 euro da dove provengono per essere ristornati? Provengono sempre dal capitolo del sociale, perché all'interno del capitolo sociale li abbiamo utilizzati per le necessità incombenti, insomma. Quindi non assolutamente la nostra tendenza è all'interno dei nostri capitoli di fare le variazioni per librare eventualmente ricoveri di istituto, come ha visto
22.000 euro li abbiamo incassati per le berrette che abbiamo un po' ricevuto da indennità di accompagnamento degli utenti che abbiamo nei vari istituti, e poi li abbiamo messi per nuovi casi di sofferenza che purtroppo le famiglie non reggono, gli ammalati a casa, e quindi siamo obbligati ad assisterli e a partecipare alla retta. Allora l'ultima domanda per il dottor Corocher. Questa era probabilmente pertinente le giustificazioni che l'assessore aveva formulato, che questa ricollocazione è dovuta a regole, se questi 350.000 euro da pari per il versamento dell'addizionale regionale, dov'è a che capitoli si spostano, perché ci sono queste variazioni che sono utili. Sono una cifra presente ovviamente fino dall'iniziare la previsione di bilancio, erano messi come trasferimento alla provincia nell'ambito della gestione corrente del bilancio di gestione ordinaria. Secondo la nuova classificazione vanno invece spostati su una voce specifica delle famiglie dei giro, appunto lì non è che trova un più 3,50 o meno 3,50. Bene, capitolo peso, Grazie Presidente. No, penso a questo punto l'ingegnere Lazzarino non in causa, se si posiziona al banco degli interrogati. Parlava prima, ingegnere, mi scusi, di 25.000 euro, è stata fatta la domanda, no? Si è dato... usate il microfono cortesemente per la risposta, grazie. Ah, Presidente, volevo... Sì, prego, ingegnere, dica pure. Sì, i 25.000 euro sono dovuti per la realizzazione della zona del mercato settimanale, la zona lì. Bene, quindi per la zona che è destinata a quello che l'assessore o la giunta comunque hanno deciso per piazza mercato. Naturalmente credo ci sia l'uscita e anche l'introito, mi rivolgo al dottor Corocher, uguale. Bene. La domanda se è in grado, ingegnere, anzi due. La prima in ordine, prego la sua, si spegne il microfono perché altrimenti non le... I 25.000 euro stanziati sono per il rifacimento delle linee e anche collocazione delle apposite macchinette. Bene, e quindi magari senza macchinette c'era più risparmio, va bene. Su questo si potrà avere comunque, cioè il costo finale, o secondo lei ci sarà un aumento di costo? Perché i 25.000 euro non sono, dopo cioè sono stati dati a causa del patrimonio per espletare il servizio, cioè quindi per l'acquisto dei tacometri, per la segnaletica orizzontale e segnaletica verticale. Quindi quella è la spesa, quella è già sostenuta. bene, mi auspico invece che sia coperta la spesa, visto che erano stati messi sia in entrata che in uscita. Ad oggi abbiamo qualche dato, ingegnere, oppure se vuole rispondere il dottor Corocher che ha la borsa. Al momento non abbiamo ancora dati, cioè vediamo che il i tacometri cioè lavorano abbastanza, però adesso non ho un dato ufficiale di quanto ancora abbiamo incassato. Grazie ingegnere per questa risposta. Passo. Sì, perché non ho capito il costo. Sono 25.000 euro in funzione del preventivo che Cava del Patrimonio ha fatto, il Comune ha girato a Cava del Patrimonio 25.000 euro per l'operazione mercato settimanale. Sì, gestione, per il servizio di gestione, segnaletica orizzontale e verticale e l'acquisto dei tacometri. Grazie
Grazie. Consigliere il capogruppo Teso, faccio tutte le domande, così ha tutte le risposte, che ogni volta torniamo, va benissimo, faccia pure la domanda, però... Va bene Presidente, però devo chiamare in causa il dottor Guglielmo Bello, non è che posso fare la Lazzarini che è Corocher, perché io stasera veramente non ci capisco più niente, ci dobbiamo rivolgere ai tecnici, mi permetta, le interpellanze le faremo a loro la prossima volta. Ok, va bene, grazie. Sarò velocissima, solo un dato, chiedo direttamente a lei, dottor Bello. Parlava prima di comunque un incremento di quelli che sono i fabbisogni, soprattutto sul suo settore sociale, persone indigenti e quant'altro. Quindi mi conferma il dato che ad oggi, causa crisi, sono aumentate le domande di richiesta presso il suo ufficio? Sì, i casi sono in aumento, però con il trend che abbiamo con tutte le amministrazioni che hanno investito nel sociale, riusciamo in questo momento a far fronte alle esigenze delle famiglie. Insomma. Se a settembre, perché adesso un po' alcune famiglie qualche attività stagionale la stanno facendo, anche se con fatica, perché vediamo che la stagione non va assolutamente bene, però a settembre vedremo qual è il trend di assistenza, soprattutto economica, di integrazione dei canoni di affitto delle bollette, e lì vedremo se c'è la necessità di eventualmente all'interno dei nostri capitoli, nulla chiedendo ad altri, però se vediamo la necessità di spostare alcune poste per aiutare le famiglie. Ecco, questo sarà a settembre, eventualmente in una variazione, vedremo se c'è la necessità. Grazie. Chiude. Mi complimento, innanzitutto lo esprimo anche da parte di tutto il gruppo, dottor Bello, perché lei è sempre stato comunque una persona molto attenta a quella che è questa problematica così importante. Più che altro, Presidente, questa sera vediamo una cosa che non quasi forse mai successa, che i dirigenti stanno facendo anche i ruoli che forse non sono di competenza degli stessi, ma comunque abbiamo capito che svolgono un ruolo sia tecnico che politico, perché abbiamo dovuto rivolgere solo per chiudo Sì, e naturalmente stavo parlando io, poi lei può intervenire. La ringrazio Presidente. Comunque grazie per l'intervento di tutti e tre i dirigenti che ancora una volta hanno sempre dimostrato la loro preparazione e capacità. Grazie, questo ci servirà per le prossime volte. Chiudo io e dico, guardi che anch'io ho assistito a interventi dove i vari tecnici hanno aiutato tutti gli assessori che erano in quest'aula, tutti prima e anche dopo. Chiudiamo e mettiamo... Esatto, ma cioè, è un punto di vista. Lei mi ha detto prima, guardi, lei mi ha detto che dobbiamo accendere il microfono. Se deve dire qualcosa accenda il microfono. Adesso mettiamo comunque a votazione la delibera. Faccia la sua dichiarazione di voto. Naturalmente sarà contraria. Considerando che comunque abbiamo avuto un bel spettacolo, votiamo contrario anche perché comunque ci insegna qualcuno che di solito per questioni politiche chi è di qua vota contrario al bilancio e alle variazioni di bilancio. Grazie. Grazie. Dichiarazione di voto, prego. Chiedo scusa, votiamo la delibera numero 10. Ok, allora voti favorevoli, 9 voti favorevoli, voti contrari, 6 voti contrari, sono astenuto, la delibera viene approvata con i 9 voti favorevoli. Passiamo ora alla prossima delibera, approvazione del documento unico di programmazione, documento unico programmatico 2015-2017, relazione all'assessore Minoia. Prego Assessore. Premesso che il Comune di Tavola è audito alla base di disposizione
del nuovo ordinamento contabile, per cui i tempi e modalità di redazione dei documenti di programmazione finanziaria per il triennio 2015-2017 vanno assoggettati sia alle norme generali del decreto legislativo 267/2000 che i nuovi principi contabili, con particolare riferimento al principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio. Visto il sopra richiamato principio contabile e segnatamente il paragrafo 8 del documento unico di programmazione degli enti locali, secondo il quale lo schema di documento unico di programmazione, ovvero il DUP, è predisposto dalla Giunta Comunale da questa sottoposta all'approvazione da parte del Consiglio Comunale entro il 31 luglio già di anno. Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale numero 171 del 24 luglio 2014 è stata approvata la proposta di documento unico di programmazione per il triennio 2015-2017 ai fini della successiva sottoposizione al Consiglio Comunale. Visti gli articoli 8 e seguenti del vigente regolamento per la contabilità, considerato che l'approvazione del DUP non può assumere che un valore di adempimento e un senso di provvisorietà, è necessario adeguamento in un successivo momento, contestuale con l'effettiva approvazione dei documenti contabili del triennio in oggetto, nel momento in cui non sono nemmeno certe le risorse a disposizione dei comuni per l'esercizio in corso, tant'è che non è ancora scaduto il termine per l'approvazione del bilancio di previsione. Visto pertanto lo schema di DUP 2015-2017 costituente allegato numero 1 al presente atto e ritenuto di approvarlo, dato atto che l'argomento è stato preventivamente sottoposto all'esame della terza commissione consiliare in data 24 luglio 2014 ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 267/2000 e dell'articolo 3 del regolamento del controllo interno in merito alla proposta di deliberazione, visto altresì il parere espresso dal segretario generale ai sensi dell'articolo 49,3 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, si propone di deliberare l'approvazione del documento unico di programmazione, ovvero il DUP 2015-2017, nel testo costituente l'allegato numero 1 alla presente deliberazione. Grazie Assessore, ci sono interventi? Allora, votiamo la delibera appena discussa, appena esposta. Voti favorevoli? Voti contrari? Voti contrari 6. Astenuti nessuno. Bene, la delibera viene approvata con 8 voti favorevoli. E il Consiglio è terminato, la seduta è tolta, buonasera a tutti.